God Save the Wine, siamo a parlare di freschezza, anche se in questo inverno non molto freddo, ecco, vero, siamo a una serata primaverile, ma pensa come la facciamo difficile, Marco. Per parlare di freschezza siamo andati in Valpolicella e ci siamo presi un amarone della grappa. Siamo pazzi o qualcosa ancora ci capiamo? No, ancora ci capiamo, perché comunque sia, anche se l'amarone, vino strutturato, vino importante, vino imponente, comunque ha la sua facilità di beva, ha una sua freschezza, e lo stesso vale anche per la grappa, perché con questo Freschezza nella grappa, perché cioè, con tutto quest'alcol, 45 gradi, io quando bevo la grappa sento sempre questa bocca caldissima. Sì, è vero che si sente anche la bocca caldissima, però si sente anche, si sentono anche i sentori, si sente anche, diciamo, delle caratteristiche. Sì. Poi devo dire questo, la nostra grappa di amarone è un po' diversa rispetto a quelle che sono le normali grappe di amarone, perché è formata da 10 annate diverse, quindi dentro c'è un anno di invecchiamento, 2 anni, 3 anni, fino a 10 anni, quindi diciamo Blend, no? Una se si vuole un piccolo metodo Solera per certi versi, fatto con 10 annate consecutive. Quindi è chiaro, la grappa è una grappa strutturata, è una grappa importante, però diciamo non è pesante, non è super strutturata, è facilmente bevibile. Che è un problema, perché chiaramente la grappa bisogna sapersi regolare, giusto? Certo. Così come l'amarone, io lo sto degustando, effettivamente non c'è questo retrogusto estremamente dolce, c'è effettivamente una beva piuttosto spigliata. Ora qui siamo in un mozzarella bar, è una provocazione, però tutto sommato anche su certi salumi questo è un amarone che ce lo possiamo giocare, nonostante il profumo sia quello dell'amarone, il corpo, però effettivamente mi sento dissetato quando lo bevo. Esatto, cioè non è un qualcosa che ti riempie la bocca e te la impegna troppo la bocca, cioè te la rende passa, veloce, ha un gusto chiaramente lungo, un qualcosa che ti rimane lungo in bocca, però non è importante, non è imponente, non è invasivo, diciamo scorre bene. Come questa serata. Grazie mille. Grazie a te, Andrea, grazie a tutti voi.